Vuoi assaggiare una birra dove al suo Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questa edizione live di friulitv.net. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo con un rintraccio di immigrati questa mattina, 14 irregolari, tutti originali del Bangladesh, sono stati rintracciati nel comune di Porpetto lungo la strada regionale Udine 80, poco distante dal casello autostradale. Non si esclude che gli stessi siano stati scaricati da un furgone o più furgoni in arrivo dalla Slovenia condotti da passeur. Sono stati alcuni automobilisti in transito ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palmanova. Al momento non è stato comunicato se nel gruppo ci siano minori non accompagnati. Lutto nel mondo dello spettacolo in Friuli Venezia Giulia perché è deceduta a 51 anni Claudia Grimaz, Caia, suo nome d'arte, cantante e attrice friulana, formatasi in regione e affermatasi come interprete di musica popolare e colta a livello nazionale e internazionale. Soprano, docente di canto al liceo musicale Percoto di Udine, Claudia è stata vinta da un male incurabile contro il quale stava combattendo da tempo. La sua voce è stata lo strumento di una passione solida e profonda, ispirata dai valori artistici e dall'amore per la sua terra, ma anche dall'impegno civile a favore della giustizia e del rispetto dei diritti umani. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri sera attraverso i social network, accompagnata dal cordoglio di allievi, colleghi e amici che hanno avuto modo di apprezzarne le doti artistiche umane. Lascia il marito e 2 figli. Cambiamo argomento e parliamo di lavoro per quanto riguarda il soccorso alpino. 4 escursionisti tra i 50 e i 70 anni, residenti a Gemona, Brescia e Varese, dispersi nella notte scorsa nella zona di Casera Canin, in Val Resia, sono stati individuati e tratti in salvo all'alba dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. I 4 erano partiti nel pomeriggio da Casera Cot per una passeggiata semplice e hanno finito per prendere la traccia che conduce sul Rio Ronc attraverso percorsi salti di roccia, finché, non riuscendo più a proseguire, sono stati raggiunti dal buio. Sono stati individuati verso le 23:30. Per raggiungerli i soccorritori hanno effettuato ben 6 calate in corda doppia per 200 metri di dislivello. Una volta raggiunti hanno fornito loro teli termici per trascorrere la notte, dato che non erano minimamente attrezzati. Come detto, in mattinata poi il tutto si è concluso con successo. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del nostro audio video giornale. Ulteriori aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie per la visione e all'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.